L'incertezza dei lavoratori è sul fatto se continueranno a gestire e a seguire le strade ex provinciali, perché la Regione vorrebbe trasferire la proprietà ad ANAS, però attualmente non sappiamo il destino dei lavoratori, se anche loro seguiranno la manutenzione che hanno fatto fino ad oggi delle stesse strade oggetto del trasferimento di proprietà. Oggi siamo qui per manifestare il nostro dissenso a una politica regionale che si è dimenticata dei propri dipendenti che sono stati trasferiti dalle province alla regione ad aprile, sapendo di dover lavorare in regione su quelle strade, ma attualmente ancora non hanno dato risposte se rimarranno dipendenti regionali, se verranno trasferiti ad ANAS, come e quando. La Regione ha combinato un piccolo pastrocchio insieme all'ANAS, perché noi abbiamo chiesto più volte questo tavolo trilaterale tra provincia, regione ed ANAS per trovare una soluzione a favore di questi lavoratori che vogliono ovviamente lavorare e si vogliono impegnare per la cittadinanza. La Regione invece ha fatto motu proprio con l'ANAS degli accordi del protocollo d'intesa, escludendo il sindacato da questa partita. È molto importante recuperare la professionalità di questi lavoratori, dotarli dei dispositivi di protezione individuale per farli lavorare e non possiamo lasciarli senza una destinazione. In questo momento quindi noi chiediamo alla Regione che riapra un confronto. Chiediamo che questi lavoratori vengano messi nella condizione di uscire dal limbo nel quale oggi si trovano, nel senso che oggi non c'è la definizione di una loro collocazione. La Regione completerà il percorso con il trasferimento della proprietà delle strade all'ANAS, però ancora non sappiamo come verranno collocati questi lavoratori, con tutto quello che questo ne consegue in termini di inquadramenti contrattuali, di riconoscimento delle anzianità, di riconoscimento delle professionalità. Questi erano lavoratori che sono stati interessati dal processo di riordino delle province, che poi sono stati ricollocati nella dotazione organica della Regione, che nello stesso tempo sono ancora utilizzati dalle province e siamo in uno stato un po' confusionale dal quale dobbiamo uscire.